Un consiglio regionale di fine anno molto importante sui temi urbanistici, 3 argomenti, quello più semplice, la proroga dei termini per il regolamento edilizio tipo, che riguarda molti comuni che erano particolarmente preoccupati della scadenza del 31 dicembre e va al 30 settembre 2020. 2 provvedimenti invece molto sentiti e attesi dai veneti, uno in particolar modo legato alla possibilità di regolarizzare le piccole difformità, quindi qualche finestra che magari non è proprio conforme al progetto originario per edifici costruiti prima del 1977, attraverso questa legge potrà essere sanato e potrà diventare regolare a tutti gli effetti e quindi anche potrà essere erogitato, potrà essere trasferito e diventerà un bene che sicuramente varrà qualcosa in più. L'altro provvedimento molto importante è la regolarizzazione dei sottotetti, un altro provvedimento molto atteso che attraverso anche quanto discusso in aula vedrà in futuro la possibilità di diventare uno strumento anche di efficientamento energetico. C'è l'impegno da parte della seconda commissione di affrontare in maniera organica tutto il tema dell'efficientamento degli edifici che hanno bisogno, visto che sono stati costruiti negli anni 60 e 70, di nuove performance energetiche che ci permettono di migliorare anche la qualità dell'aria del Veneto. È una legge che prevede di poter recuperare i sottotetti esistenti ai fini abitativi, devono essere realizzati prima del 6 aprile di quest'anno e la condizione necessaria è quella di mettere in atto delle opere di isolamento termico e di contenimento dei consumi energetici in modo tale da rendere abitabili questi locali. Abbiamo previsto che devono avere un'altezza minima di 1,60 m e un'altezza media di 2,40 m e ovviamente devono rispettare quelle che sono le norme di tipo igienico-sanitarie. C'è poi un rimando ai comuni che dovranno adattare al loro territorio la possibilità di monetizzare i parcheggi, la possibilità di stabilire il costo di costruzione per questi interventi e poi potranno anche dettare delle regole territoriali per l'applicazione di questa normativa. Una legge attesa, una legge moderna, una legge che aggiorna la vecchia legge del 99 e quindi mette ancora una volta il Veneto all'avanguardia su un tema di edilizia e di urbanistica. Sono 3 provvedimenti che riguardano l'edilizia e l'urbanistica. Una è la proroga per i termini riguardo ai comuni che devono adeguare i loro strumenti ed è credo di buon senso perché molti comuni, soprattutto i piccoli, sono in difficoltà burocratica. Gli altri 2 provvedimenti invece per noi rappresentano ulteriori occasioni per spingere l'acceleratore fino in fondo del risparmio energetico delle case dei veneti, perché le case dei veneti sono dei colabrodi energetici, la bolletta che i veneti pagano in medio è tra le più alte d'Italia e quindi abbiamo bisogno di rendere le nostre case più efficienti, di far consumare meno energia, di emettere meno polveri in atmosfera perché oltre il 60% delle polveri vengono dai nostri impianti di riscaldamento. Su questo ancora non ci siamo ed è per questo che non abbiamo votato a favore di queste leggi.